Tragedia sulla strada provinciale 15. Nicola Salis, 27 anni, di Cagliari, è morto in un devastante scontro frontale a Selargius ieri sera. Suo cugino William, 25 anni, è in gravissime condizioni. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare aggiornato su questa tragedia e sulle notizie della Sardegna, iscriviti al canale e lascia un like per supportare il mio lavoro di cronaca. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30 sulla strada provinciale 15 a Selargius, una delle strade più trafficate dell'Hinterland di Cagliari. La Benelli di Nicola e William si è scontrata con una Ford C-Max. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto. L'impatto è stato descritto come violentissimo. Nicola Salis, 27 anni, è morto sul colpo. Il cugino, William, di 25 anni, è stato scaraventato a terra e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale. Ma chi è il responsabile di questa terribile tragedia? I carabinieri di Quartu e Selargius stanno eseguendo rilievi tecnici e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica e le responsabilità di questo sinistro. La scomparsa di Nicola e le gravi condizioni di William hanno lasciato un vuoto incolmabile nella comunità cagliaritana e in tutta la Sardegna. Un episodio che ci ricorda ancora una volta la necessità della massima prudenza alla guida, come ribadito anche dall'Arma dei Carabinieri. Se questa notizia ti ha toccato e vuoi continuare a ricevere aggiornamenti sulla cronaca sarda, iscriviti ora e attiva la campanella. Un like aiuta a diffondere queste informazioni importanti. Grazie per aver seguito questa difficile notizia fino alla fine. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a portarti cronaca seria e rispettosa della Sardegna. Ti aspetto nel prossimo video dell'Isola Informa. Ciao!